Ci ha lasciato il regista Enzo Alessi, la sua morte segna un vuoto incolmabile nel mondo della cultura agrigentina. I funerali mercoledì alle ore 16:30 presso la chiesa madre di Raffadali. Con l'Epifania si concludono le manifestazioni natalizie in città e in provincia, successo per il presepe vivente di Montaperto, il Natale al centro storico, il Re Maggi a Fontanella e il presepe vivente a Cattolica Eraclea. Bilancio e prospettive tracciate dal direttore dell'ASP Capo 10 relativamente alla sanità agrigentina. Si è dimesso l'onorevole Calogero Pumile, presidente della Fondazione Orestia di Gibellina, nominata recentemente capitale dell'arte contemporanea. Pareggio per le squadre agrigentine, l'Akragas contro il Locri e il Cassun Favara con l'Enna in trasferta. Buongiorno col nuovo appuntamento di TV Notizie del 7 gennaio, martedì. Ci ha lasciato il regista Enzo Alessi, la sua morte segna un vuoto incolmabile nel mondo della cultura agrigentina. Apprezzato e amato collaboratore di TVA, il nostro ricordo è una delle ultime interviste rilasciate al pubblico tramite la nostra Margherita Trupiano, tratta da un evento in cui racconta una vita piena e ricca di amore per la famiglia e i successi. L'intervista integrale andrà in onda oggi alle ore 16 e alle ore 21. I funerali si terranno domani mercoledì 8 gennaio alle 16:30 presso la chiesa madre di Raffadali. Il ricordo di Margherita Trupiano. Da sempre vicino e collaboratore prezioso e lungimirante di TVA, giornalista coraggioso, scrittore, attore, regista, ha declinato l'arte in tutte le sue forme, donando alla società sapere e insegnamenti, scoprendo e sostenendo i talenti che lo hanno accompagnato, crescendo con i suoi consigli e il suo genio. Un genio pregno di umanità, di libertà, in virtù della quale ha rotto schemi e proposto con determinazione la conoscenza come mezzo di evoluzione sociale. E quel pensiero libero lo ha guidato nella volontà di promuovere chi valesse veramente attraverso i premi, il teatro, la biblioteca comunale, che adesso meriterebbe l'intitolazione a lui, Enzo Alessi. TVA è tanto cresciuta con il suo apporto e ha sempre seguito il suo lavoro con apprezzamento e profonda stima per l'uomo e l'intellettuale. In una delle sue ultime interviste che trasmetteremo integralmente lo abbiamo ascoltato nel corso di un evento in cui si è raccontato al pubblico. Enzo Alessi lascia un vuoto incolmabile nel suo grande popolo di estimatori ed amanti di quell'incommensurabile gigante della cultura che è stato. Ti sia lieve la terra, maestro. A Tonina, gli amati figli, la famiglia, giungano le più sentite condoglianze della nostra emittente. Professor Alessi, un ricordo, un incontro con Margherita Trupiano, ma con tanti amici per parlare delle sue esperienze di vita, del teatro, della televisione, di tante cose. Sì, un bellissimo ricordo e stasera sono stato onorato della presenza di tanti amici che mi hanno voluto ricordare tanti anni della mia vita e sono grato a loro perché significa che qualcosa di buono l'ho fatto. Lei oggi dirige con impegno la Biblioteca Culturale di Raffadali, è un impegno importante anche per la diffusione della cultura in un piccolo paese come Raffadali. Io cerco, presentando autori molto spesso in quella biblioteca, di consentire alla mia gente di conoscere un mondo nuovo, diverso e spero di continuare. Tra le tante cose il suo impegno nel teatro, ma con riferimento anche alle tournée all'estero, in Germania, dove Pirandello è molto valorizzato, forse più che ad Agrigento. Abbiamo visto anche la mancanza di un'istituzione del comune di Agrigento oggi, mentre abbiamo visto un regalo anche del comune di Raffadali. Ma io vedo solo che non posso più fare teatro per le mie pressioni fisiche, ma sono felice quando tanti giovani si impegnano a fare teatro.
E si è conclusa la 12ª edizione del Presepe Vivente di Montaperto con una grande partecipazione che conferma ancora una volta l'importanza dell'evento come momento di attrazione turistica e religiosa durante le manifestazioni natalizie in città. Nino Amato, con l'arrivo dei Re Magi cala il sipario sul Presepe Vivente di Montaperto, è tempo di tracciare un bilancio. Il consuntivo? Sì, il consuntivo è veramente molto positivo, al di là forse delle aspettative. Da 5 anni che non facevamo più Presepe e quindi abbiamo raccolto le forze, l'entusiasmo, quello di sempre, e quindi è venuto fuori una cosa molto bella che è stata molto apprezzata dai visitatori. Abbiamo avuto visitatori record per quanto riguarda quella dei bambini, che è una cosa a cui tengo molto, abbiamo sempre tenuto molto. Sono arrivati bambini da fuori provincia, dalla provincia di Caltanissetta, dalla provincia di Trapani, dalla provincia di Enna, dalla provincia di Ragusa a visitare il nostro Presepe. Abbiamo dovuto fare una giornata in più rispetto a quelle che noi avevamo previsto perché le richieste sono state veramente tante. Mentre per il serale devo dire abbiamo già una discreta esperienza per poter dire che il Presepe è venuto fuori una cosa veramente molto bella e che è stata molto apprezzata dalla gente. Anche nei serali abbiamo avuto record di visitatori, vedete stasera ci aspettiamo almeno 2000 persone che avevano già chiamato, prenotato, che sono qui in ansia, che stanno per l'arrivo dei Re Magi. E credo che abbiamo raggiunto un pochino quelli che erano i nostri obiettivi, che è quello non soltanto di costruire qualcosa di bello nel nostro territorio per fare conoscere il nostro territorio, ma anche dal punto di vista turistico il suo valore, il suo spessore, perché quando in mezzo alle strade di Montaperto, verso questa via che ormai è diventata famosa in tutta la Sicilia, abbiamo visto gente del nord Italia, gente dall'estero, quindi dagli alberghi, dai B&B di Agrigento sono venuti a visitarci. Siamo molto soddisfatti, diciamo che tutto è migliorabile. Certamente potremmo anche migliorare in qualche cosa e abbiamo già delle idee ben chiare per il prossimo anno, perché penso ormai dopo il successo di quest'anno si comincia a parlare del futuro del Presepe di Montaperto, del Presepe Vivente di Agrigento a Montaperto. Tante le postazioni per le degustazioni, tutto preparato dagli abitanti di Montaperto? Assolutamente sì, il Presepe è un Presepe che è ambientato dai primi del Novecento e quindi anche le caratteristiche degli assaggi sono caratteristiche biologiche e la tradizione. La tradizione è la principale protagonista del Presepe di Montaperto. Tradizioni nel cibo, tradizione nel lavoro, tradizioni negli arnesi del lavoro che i visitatori hanno la possibilità di visitare lungo il percorso, che è un percorso anche abbastanza facile da fare perché è quasi tutto pianeggiante e le persone hanno la possibilità di vederlo senza stancarsi e passare un paio d'ore liete con un'atmosfera natalizia che è la caratteristica principale
Tanti anche gli animali presenti per la gioia dei più piccoli. Sì, gli animali presenti perché i bambini dove c'è un animale ed hanno la possibilità di visitarlo sono molto contenti, hanno avuto la possibilità di avvicinarsi agli animali, di accarezzarli, animali che noi trattiamo benissimo come sempre abbiamo fatto. Abbiamo avuto anche la possibilità di avere dei consigli come fare, come migliorare la loro detenzione all'interno del presepe, però devo dire bene abbiamo fatto nel passato, bene abbiamo fatto adesso e possiamo ancora migliorare per il futuro, perché è una delle attrazioni principali dei bambini e difficilmente noi vorremmo privarcene. E allora appuntamento al presepe di Montaperto 2025 Agrigento, capitale della cultura. Sì, il prossimo anno c'è una responsabilità in più per quanto riguarda il presepe vivente di Agrigento a Montaperto, perché è un anno particolare per Agrigento, una grandissima occasione di turismo e di far girare il nome di Agrigento con la sua bellezza a qualsiasi livello in Italia ed oltre. Con l'arrivo dei Re Magi presso la chiesa Madonna degli Angeli e la finale della manifestazione Zambogna Fest si è concluso positivamente il 25° Natale al centro storico organizzato dal comitato di quartiere della Badiola guidato da Mario Gallo. Con l'arrivo dei Re Magi alla chiesa Madonna degli Angeli ad Agrigento e la finale della manifestazione Zambogna Fest si è concluso positivamente il 25° Natale al centro storico organizzato dal comitato di quartiere della Badiola guidato da Mario Gallo, un viaggio tra la tradizione, la fede, i sapori siciliani, quindi sul palco la consegna delle targhe all'autorità cittadina. Con il presepe in via San Girolamo, aperto sin dallo scorso 8 dicembre, ogni anno si contraddistingue la festa natalizia a San Michele con la degustazione di ricolta calda, cuccia e i panettoni. Siete tantissimi e siamo commossi perché il nostro lavoro che abbiamo fatto dal giorno 13 ad ora è stato premiato con la vostra presenza che per noi è preziosa, perché rivalutare il centro storico per noi è vitale. Il centro storico deve risuscitare. Io avevo creato un motto 25 anni fa: centro storico rinasci, e tutti dicevano rinasci, ma ora non lo diciamo più perché siamo diventati un po' più vecchi. Però sappiate che noi è da 25 anni che facciamo queste cose, quindi ancora c'è gente che mi dice perché chi c'è da sopra? Da sopra c'è sto presepe che abbiamo fatto per la città di Agrigento. Questo presepe non è del quartiere, questo presepe è vostro. Le cose che cuciniamo, i panettoni che ci regala Benvissuto, le cose che ci regala la ditta Fazio, la ditta Dallicardillo, noi non ce le vendiamo, le diamo gratuitamente qui, perché ce le regalano per darle a voi, perché la nostra ricompensa è sempre una, non essere pagati, ma ripagati con la vostra presenza. Un plauso veramente va principalmente a Mario Gallo, che per noi è, diciamo, un faro, ha risvegliato il desiderio di far rivivere il nostro centro storico qui al Colle. E vi invito tutti quanti, Mario Gallo ci ha dato l'input, no? Perché ogni anno si possa fare sempre meglio, è casa nostra, ci appartiene, e per noi è un vanto. Io voglio premiare veramente, credetemi, lo zelo di questa persona che si è data da fare in ogni modo perché si realizzasse quanto fino ad oggi abbiamo vissuto. Grazie per essere qui, io ringrazio gli organizzatori, ringrazio il quartiere, ringrazio Don Sergio, ma principalmente ringrazio questi meravigliosi ragazzi che sono venuti qui ad Agrigento proprio per darvi questa gioia e far conoscere cos'è, anche per chi non lo conoscesse, questo strumento così povero ma così nobile. La cornamusa fatta con pelle di capra rappresenta forse lo strumento per eccellenza delle tradizioni popolari e culturali, ma anche natalizie, anche pastorali. Che dire, io stasera sono emozionato perché, ve lo devo dire, questa è la vera Agrigento.
io devo ringraziare principalmente voi, perché state dimostrando, in effetti in maniera molto coesa, un amore per questo nostro centro storico. Poco fa commentavo col signor Questore, lui è rimasto basito quando ha visto queste immagini, quando ha visto questa via, quando ha visto questa illuminazione, quando ha visto questa gente, questa bella gente. Grazie per essere agrigentini, grazie per essere qua questa sera. E anche presso la parrocchia di San Nicola e Fontanelle si sono conclusi gli appuntamenti natalizi con l'arrivo dei Re Magi. Ce ne parla il collega Eugenio Cairone. Con l'arrivo dei Re Magi nella parrocchia di San Nicola a Fontanelle si sono conclusi gli appuntamenti natalizi. La novena al termine della messa dell'Epifania è stato un altro momento nel segno della tradizione vissuto dalla comunità presente ad applaudire i musicisti che per tutto il tempo di Natale hanno fatto rivivere per le vie del quartiere l'atmosfera di festa. Il parroco di Fontanelle, Don Andrea, ha ringraziato tutti per la collaborazione e per la presenza ad ogni appuntamento, un segno di fraternità e di condivisione tra preghiera e divertimento. Ed è stata questa anche la festa dell'Epifania a Fontanelle, dove la parrocchia, collaborata dal comitato di quartiere, continua ad essere l'unico punto di riferimento disponibile ed accogliente. Ha riscosso un notevole successo il presepe vivente di Cattolica Eraclea. Sentiamo in merito il sindaco Santino Borsellino tracciare un bilancio della manifestazione. C'è stata una grande affluenza di gente di fuori, gente di Catania, gente di Marsala, e ad oggi qua ci sono 2 pullman di Marsala, questo ce n'è da tanto, e dobbiamo ringraziare tantissimo l'associazione Sacro Cuore e tutte le persone che si sono adoperate. Praticamente hanno fatto il gioco di squadra e quando si fa il gioco di squadra si vince. Devo ringraziare pure un albero Natale costruito tutto con l'uncinetto da signore, anziane che hanno partecipato, quindi tutto un lavoro di squadra di persone che si sono adoperate, e questo ci onora alla nostra comunità. È un borgo vicino alle piazze, un borgo antico, è un borgo naturale,
quindi è una bellissima idea farlo vicino alle piazze, perché la gente se ne va in piazza, passeggiate vicino alla chiesa, quindi oggi per esempio il nostro comune siamo soddisfatti che abbiamo consegnato le pergamene, visto i nati che c'è poca natività negli ultimi anni, negli ultimi 5 anni avevo la media di 20 nati l'anno, 19-22, quest'anno abbiamo consegnato 35 pergamene a 35 campioni, quindi un paese dove ci sono le nascite, un paese che vive, perché se non ci sono nati non ha motivo di esistere. In questo scende c'è pane con l'olio, che signore si adoperano che fanno il pane e poi con l'olio lo consegno alla cittadinanza, ai visitatori. Quindi ci sono diversi stand dove si mangia, cioè perché e chi viene si fa un giro del nostro presepe vivente, significa anche come cena. Antichi mestieri, dove c'è il calzolaio, dove c'è l'artigiano che faceva la giummata, in cui abbiamo qualche anziano ancora che cerca di fare la scuola ai nostri giovani, e poi ci sono il calzolaio, e purtroppo perché tutti questi mestieri si vanno a disperdere, e quindi è anche un ricordo per i bambini che esisteva un calzolaio, che esisteva qualche artigiano, quindi è una risorsa per una comunità, fare capire e insegnare ai bambini quello che era prima una volta la comunità. Auguro buon anno, che sia un buon anno pieno di pace, di serenità, perché in questo momento dobbiamo guardare, attenzionare la pace del mondo, perché è una delle cose più importanti. E poi come sindaco della provincia di Agrigento abbiamo Agrigento Capitale della Cultura, ci dobbiamo adoperare di tutti insieme, perché saremo accolti da turisti e bisogna sapere accogliere i turisti garantendo servizi il più possibile. Appena lo diavolo mi tira un bambinetto, un tempo di scusate, non avvedi, che non avvedi, un mezzo di urmati, non avvedi. E con l'occasione degli auguri per un buon 2025, il direttore dell'ASP di Agrigento Capodieci fa il punto sulle azioni svolte durante il 2024 e quelle in essere nel 2025. Questo è un breve video per fare gli auguri per il prossimo anno, per il prossimo 2025, ma anche l'occasione per fare una sorta di tirare le somme di tutto quello che abbiamo fatto nel 2024. Io vorrei partire prima di tutto dalla riunione fatta il 20 di dicembre, nella quale abbiamo stabilizzato centinaia di operatori del settore. Ecco, su questo la nostra opera non è quella soltanto di dare sicurezza a questi operatori, ma soprattutto non dobbiamo dimenticare la nostra missione, che è quella di migliorare la qualità dell'assistenza, e pensiamo che avere dei dipendenti, nel caso un esempio di operatori sociosanitari che possono assistere il paziente con una maggiore possibilità di lavoro e soprattutto con una serenità nel loro ambiente di lavoro, non può fare altro che migliorare la qualità dell'assistenza, oltre che il ruolo sociale che ha un'azienda sanitaria. Ma il 20 di dicembre abbiamo fatto anche una riunione confronto con le altre istituzioni sui temi dell'inclusione, che nel periodo natalizio era un problema che sentivamo particolarmente, dell'inclusione dei soggetti fragili, dell'inclusione dei disabili, dell'inclusione della parità di genere. Ecco, tutto questo farà parte di una politica che dovremo sviluppare nel corso del 2025. Il 2024 è stata anche l'occasione per avviare tutti i concorsi in modo da poter dare delle risposte ai pazienti di qualità dei servizi. Abbiamo avviato tutti i concorsi di primari, ma anche concorsi di dirigenti medici, concorsi per tecnici di radiologia e concorsi per infermieri. Abbiamo avviato tutti i lavori delle case della comunità,
le case della comunità saranno quei contenitori nel territorio che ci consentiranno di migliorare l'assistenza ai pazienti senza l'obbligo di ricorrere agli ambulatori degli ospedali e cercando anche di decongestionare i pronto soccorsi. Ma proprio abbiamo avviato i lavori anche per la ristrutturazione dei pronto soccorsi. A giorni inaugureremo il pronto soccorso di Sciacca, una struttura di oltre 500 metri quadrati che sarà un fiore all'occhiello dell'ospedale. Abbiamo installato risonanze magnetiche, TAC, apparecchi di radiologia, altre apparecchiature in tutte e 5 le strutture ospedaliere e altre nei prossimi giorni riusciremo ad installarne. Abbiamo applicato per tutti i lavoratori il contratto di lavoro assegnando delle responsabilità ai singoli lavoratori, ma non abbiamo completato ancora il nostro iter che cercheremo di completare nel corso del 2025 e proprio la prossima settimana pensiamo di inaugurare la Casa della Comunità di Agrigento e l'ospedale della comunità di Sciacca, così come previsto dal programma concordato con l'assessorato e con il Ministero della Salute per l'applicazione del decreto ministeriale 77, che è quello che stabilisce la riorganizzazione del territorio. Abbiamo inaugurato nel mese di luglio ed sono già attive 4 COT, le centrali operative, che sono quelle strutture che consentiranno al cittadino di essere seguito da personale infermieristico dal momento in cui viene dimesso all'ospedale fino a tutte le strutture che dovranno accoglierlo, strutture territoriali che dovranno accoglierlo. Stiamo lavorando a 360 gradi, sia nell'ambito prettamente di back office per cercare di migliorare quelli che sono oggi i servizi alle strutture mediche. La consigliere comunale dell'ADC al comune di Agrigento, Roberta Zicari, interviene oggi sul parcheggio di Piazzale Rosselli. L'intervista. Roberta Zicari, ci troviamo qui davanti il parcheggio del Genio Civile, ci sono delle novità, ecco, se ci aggiorni? Sì, certo. La novità è che presenterò una nuova interrogazione all'assessore Principato perché noi vogliamo risolvere il problema della fermata degli autobus su strada di fronte al cinema. La fermata degli autobus è questa, siamo a Piazzale Rosselli. C'è una novità importante, grazie anche al dirigente regionale Silvio Cuffaro, quindi alla regione e all'interessamento del Comitato per l'Aeroporto. Finalmente è stata stipulata la convenzione tra la regione e il comune e abbiamo acquisito quest'area. Era importante questo passaggio, era quello che ci serviva per poter effettuare lavori che consentono di ampliare il Piazzale Rosselli e quindi di riportare gli autobus dentro perché potranno fare manovra. Adesso però la domanda è, la convenzione saranno almeno 2 settimane che è stata stipulata e è stata firmata, perché ancora non sono incominciati i lavori? Tra l'altro adesso abbiamo una data cruciale che è il 18 gennaio, l'arrivo di Mattarella, l'inizio capitale della cultura. Secondo me è assolutamente insensato e fuori luogo continuare a tenere la fermata fuori da quello che è la sua legittima e utile collocazione all'interno dell'area. Quindi voglio chiedere all'assessore Principato perché ancora, tra l'altro l'affidamento diretto, mi dicono che ci sono anche degli imprenditori che possono finanziare in parte l'opera, quindi ci sono tutte le condizioni perché non stanno iniziando i lavori, che sono invece di fondamentale importanza per tutta la città. Ecco, finalmente si libererebbe lo stallo dei pullman, diciamo, abusivo, non è il luogo suo adatto, il luogo adatto è qui davanti a Piazzale Rosselli e quindi, diciamo, si leva anche quel pericolo dei pullman in mezzo alla strada, no? Esatto, quindi esatto. Un sollecito da parte tua verso l'amministrazione Esatto. Sono servite diverse svariate interrogazioni, non solo da parte mia, anche di altri colleghi, atti di indirizzo, ma finalmente un risultato l'abbiamo ottenuto, grazie, ripeto, anche all'interessamento del Comitato per l'Aeroporto. La convenzione è stata firmata, adesso siamo pronti per partire perché non c'è l'appalto subito. Tra l'altro quest'area verrà riqualificata ulteriormente, vi do un'altra notizia, a breve, spero, inizieranno i lavori per avere un bagno all'interno di questo piazzale, saranno effettuati dal parco con i soldi dello sbigliettamento che devono al comune. Il comune ha chiesto di finalmente realizzare un bagno e stare proprio lì e quindi inizieranno quei lavori e poi a questo punto, quindi questa linea riqualificata, vi sarà la pensilina, gli autobus dentro il bagno,
sarebbe auspicabile anche rivedere, coprire i piloni dell'ex parcheggio mai utilizzato, così da coprire almeno la bruttezza, e poi ancora una volta chiediamo alla Regione un finanziamento importante per ultimare quest'opera che è veramente cruciale e di fondamentale importanza per la città. Siamo riusciti a portare in città 6-7 milioni di euro solo per eventi. È possibile che non riusciamo a portare la stessa cifra per ultimare un parcheggio, che è quello che veramente serve alla città di Agrigento? Per Mare Amico Agrigento serve urgentemente un piano straordinario di pulizia per la nostra città. Come vedete dalle foto, i 25 è finalmente arrivato, ma nell'aria nulla c'è di nuovo. Manca l'acqua, le strade sono un colabrodo, le discariche si moltiplicano. Quest'anno in città, capitale della cultura, sono attesi almeno 2 milioni di visitatori che rischiano di tornare a casa con un brutto ricordo della nostra città. Molti di loro, dopo aver visitato la Valle dei Templi, vorranno, conferma Mare Amico, fruire del nostro mare. Recandosi a San Leone troveranno spiagge sporche e rifiuti dovunque. Per esempio la zona di Maddalusa è piena. Questa è la sollecitazione dell'associazione ambientalista Mare Amico all'amministrazione comunale di Agrigento. Linea alla regia per la pubblicità. Una delegazione dell'Assostampa di Catania, guidata dal suo segretario provinciale Filippo Romeo, ha partecipato alla commemorazione davanti la lapide del giornalista ucciso dalla mafia, Pippo Fava. Il servizio da Catania. Eccellenza, Catania non dimentica il coraggio, possiamo dirlo, di un eroe di questa terra. Non deve dimenticarlo, perché con il passare degli anni può darsi che questa memoria sia un pochino sfumata, però la mafia che lui ha avuto il coraggio di denunciare in un tempo in cui si aveva una certa remora a dire questa parola, agisce in forme diverse, e non dobbiamo dimenticare che egli ha visto il profondo legame che si instaura sempre fra la corruzione, gli interessi economici e la mafia. E effettivamente questo continua, anzi oggi vediamo il fenomeno abbracciare tutta l'Italia, quello che diceva in fondo Sciascia, che tutta l'Italia diventerà Sicilia, abbracciare tutta l'Italia in questo connubio. La mafia oggi spara di meno, speriamo sempre di meno, ma fa affari. Ecco, e io spero che il giornalismo d'inchiesta, la magistratura, la politica, ma le coscienze dei cittadini da questo punto di vista approfondiscano sempre questi temi. Non basta fare memoria, non basta avere degli eroi, dobbiamo essere noi nel nostro piccolo coloro che hanno una coscienza di dover essere eroi che salvano il loro quotidiano. È un messaggio che arriva ai giovani che si trovano in un contesto completamente trasformato, di una Catania che non c'è più, lo possiamo dire. Una Catania che offre, possiamo dire, tanto, offre dal punto di vista dello studio, offre dal punto di vista del divertimento. Forse ecco, c'è meno consapevolezza e meno capacità di fare critica dal punto di vista politico da parte dei giovani. I giovani di oggi guardano alla politica con un certo distacco, sono pieni di tante cose per cui forse non ne desiderano altre, e allora io direi che questa fase dormiente rischia di far morire la partecipazione, che è il cuore della democrazia, e se qualcuno dietro le quinte sta tramando questo, far morire il senso della democrazia, devo dire che ci sta riuscendo, ma bisogna reagire, perché così ecco, si scivola verso l'essere eterodiretti. Oggi non solo da poteri forti che possono essere quelli della criminalità organizzata, ma penso a tutti quelli che si possono annidare di fronte al grande potere mai avuto da nessuno oggi sulla faccia della terra, quello dell'intelligenza artificiale. L'arcivescovo ha detto che purtroppo i giovani stanno perdendo un senso critico nei confronti della politica. Lei, da nipote, cosa si sente di dire in una giornata di commemorazione come questa? Che i giovani hanno bisogno di essere stimolati per sviluppare un senso critico, e quindi è responsabilità di noi adulti continuare a farlo. Oggi si ricorda un grande uomo. Quando si parla di eroi purtroppo spesso si cade nel retorico, no?
Sì, a noi non piace pensare a Giuseppe Fava come un eroe, ma come un uomo che ha fatto il suo lavoro con la schiena dritta, ed è questo l'esempio e la storia che raccontiamo quando andiamo nelle scuole e quando incontriamo i ragazzi che nell'84 non erano ancora nati. Catania è cambiata da questo punto di vista da allora ad oggi? In alcune cose sicuramente sarà cambiata, in altre credo che sia uguale a se stessa negli ultimi 40 anni. Il comune di Catania rende omaggio alla memoria di un grande uomo che ha segnato la storia di questa città. Che l'ha segnata in un modo importante, un uomo che mi sento di considerare un nuovo abitante, perché Pippo Fava non era nato a Catania ma ha scelto Catania come città di adozione dove ha esplicato i suoi lunghi anni di attività in campi così diversi. È stato un testimone della vita civile di questa città e il Comune di Catania continua ad onorarlo come succede ogni anno. E si è dimesso il presidente della Fondazione Orestiade di Gibellina, onorevole Calogero Pumiglia, dopo la nomina a capitale dell'arte contemporanea. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. Mi sono dimesso da presidente della Fondazione Orestiadi. Inizia così Calogero Lillo Pumiglia sulla sua pagina social annunciando una notizia fulmine a ciel sereno. All'inizio del percorso della celebrazione di Capitale dell'Arte Contemporanea. Come una sorta di dannazione in questa terra di Sicilia, è sempre Pumiglia che scrive, spesso si è molto bravi a trasformare un'opportunità in un'occasione di rissa banale e volgare. Sta capitando ad Agrigento, anche oggi oggetto di scherno come capitale della cultura da parte del maggiore giornale italiano, il Corriere della Sera. Capita a Gibellina, dove in attesa che arrivi il futuro, come auspica il programma presentato al Ministero ed approvato, arriva e prevale il desiderio di infantile protagonismo ed inconscia autodistruzione. E ancora avanti. In 10 anni di lavoro da una condizione di totale fallimento e di chiusura, la Fondazione Orestiadi è tornata ad essere una delle istituzioni più rilevanti dell'arte contemporanea, preservando la memoria del suo fondatore. Ha costituito la ragione principale per il recente successo, ha ottenuto un impensato riconoscimento da parte della Giunta e dell'Assemblea regionale in sede di approvazione di bilancio. A tutto ciò, va avanti ancora Calogero Pumiglia, ha contribuito l'incremento delle iniziative e l'espansione della presenza al di là della sua sede naturale. Nella peggiore tradizione solana può cominciare il percorso inverso. E poco prima di noi andare in onda, sempre sulla sua pagina social, Pumiglia è andato avanti, pienamente soddisfatto dalle numerosissime reazioni all'annuncio delle mie dimissioni, dal generale apprezzamento per il lavoro svolto insieme al rammarico per una scelta inevitabile a tutela della mia dignità. Non potevo rimanere dentro una realtà nella quale ad attestati di stima, ad abbracci calorosi, attemporanei, brevi chiarimenti, con evidente ipocrisia si mescolavano la volontà di alcuni di impossessarsi del titolo che mi era stato conferito nell'ottobre del 2015, che avrei potuto e dovuto lasciare fra pochi mesi, ritenevo, in un clima di elegante rispetto reciproco. C'era chiaramente la voglia, è sempre Pumiglia che scrive, irrefrenabile e persino fanciullesca di ottenere un ruolo di protagonismo in vista dell'anno dell'arte contemporanea. Per chiarire, non è stata la politica ad indurmi alle dimissioni. Semmai la politica, insieme ad una qualche capacità di interlocuzione con il governo e con tutte le forze dell'Assemblea, anche per il prestigio e la considerazione della quale posso dire di essere investito, hanno portato pochi giorni fa ad un finanziamento insperato sul bilancio della regione. Alla Fondazione Orestiadi, presente in quella città con una sede prestigiosa nella quale in poco più di un anno si sono svolte iniziative frequenti ed apprezzate in collaborazione con l'Ente Parco, non è mai stato chiesto un parere, un'opinione, un suggerimento, né è stata destinata di un solo euro delle abbondanti risorse utilizzate nell'ultima parte dell'anno trascorso. Ed ancora, la disomogeneità può essere un titolo di merito. Ad indurmi a lasciare il ruolo ricoperto sono stati piccoli calcoli, banali ambizioni di alcuni componenti del Consiglio di amministrazione, allettati dalla prospettiva di esercitare un protagonismo diretto senza tener conto né di capacità personali né dell'interesse delle prospettive della fondazione. C'è stata una modesta congiura paesana condita da un'abbondante dose di cinismo, da un'abbondante attitudine istrionica che ha visto alternarsi calorosi abbracci, pianterelli, arroboanti attestati di stima,
a falsi sorrisi che mi hanno convinto a sottrarmi a questa fiera delle ipocrisie. Quasi 10 anni fa ho preso in mano un'istituzione gravata da un enorme indebitamento, con il personale non retribuito da molti mesi e destinataria di decreti ingiuntivi settimanali. Oggi è la Fondazione Orestiadi con sede a Gibellina, presente a Palermo e ad Agrigento. Per rispetto a me stesso, ad una parte importante della mia storia, per il legittimo orgoglio dei risultati che mi vengono riconosciuti, per il legame alla mia terra, per l'affetto che nutro nei confronti del personale e per la stima nelle sue capacità professionali, non posso che augurare il migliore successo a chi mi subentrerà. Al di là di ogni infingimento, ho la piena consapevolezza, condivisa con tutti coloro che conosco e seguono la cultura, che senza l'impegno decennale e i risultati ottenuti, la stessa memoria di Ludovico Corrao sarebbe nel tempo sfumata e l'arte contemporanea gibellina si sarebbe manifestata quasi esclusivamente con la Fiera del Melone, occasione buona per gustare un ottimo prodotto della terra e bere un buon bicchiere di vino, ma del tutto insufficiente a indurre il governo a conferire alla città il titolo di prima capitale dell'arte contemporanea. Così invece il primo cittadino gibellinese Salvatore Sutera ho preso con stupore delle improvvise e inattese dimissioni del presidente della Fondazione Orestiadi Calogero Pumiglia. Il comune di Gibellina è concentrato sulle attività e le iniziative propedeutiche al 2026, anno in cui la città sarà la prima capitale italiana dell'arte contemporanea. È un lavoro molto impegnativo che, come è sempre stato fatto, stiamo portando avanti in totale sinergia con la Fondazione Orestiadi. E a Messina è stato arrestato un uomo di 47 anni per furto nelle abitazioni fatte a Catania. I colleghi di Messina. Agenti della Polizia di Stato di Sant'Agata di Militello hanno chiuso il cerchio su alcuni furti commessi nello scorso mese di ottobre. Gli agenti sono stati impegnati in 3 diversi sopralluoghi presso private abitazioni colpite da inaspettate visite. In 2 circostanze si è trattato di furti consumati nei quali sono stati asportati monili d'oro e oggetti di valore per un ammontare complessivo superiore a 2.000 euro. In una terza circostanza un soggetto ha aperto il portone d'ingresso di un'abitazione e soltanto la presenza del proprietario ha distolto il malvivente dall'intento di perpetrare un altro furto. Le indagini condotte dai poliziotti del commissariato della Polizia di Stato di Sant'Agata di Militello, coordinate dalla Procura della Repubblica di Patti, hanno consentito di accertare che l'autore dei 2 furti e del tentativo di furto fosse un catanese già noto alle forze dell'ordine che si recava in trasferta in tutta la Sicilia allo scopo di perpetrare reati contro il patrimonio. Il determinante contributo dei sistemi di videosorveglianza dislocati sul territorio, debitamente analizzati dagli agenti della Polizia di Stato, che hanno visionato ore e ore di registrazioni di filmati, nonché gli approfondimenti investigativi della Polizia Scientifica, hanno consentito agli investigatori di individuare il presunto autore. Le risultanze investigative condivise con l'autorità giudiziaria hanno condotto il GIP presso il Tribunale di Patti all'applicazione della custodia cautelare degli arresti domiciliari. L'indagato, infatti, in sede di interrogatorio ha ammesso le proprie responsabilità in ordine a tutti i fatti contestati. Con la collaborazione di personale della Questura di Catania, gli agenti del commissariato di Sant'Agata di Militello hanno pertanto eseguito la misura cautelare presso la sua abitazione, dove era già sottoposto agli arresti domiciliari per avere nel mese di dicembre commesso una rapina nella provincia di Palermo. Si precisa che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che, in ossequio del principio di presunzione di non colpevolezza e fino a sentenza di condanna passata in giudizio, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario anche nell'interesse dell'indagato. Passiamo ora alle notizie sportive. Finisce con un pareggio la partita disputata all'Esseneto di Agrigento domenica scorsa contro il Locri per 2-2. Intanto arrivano i rinforzi per l'Acragas annunciati dal nuovo presidente Canzonieri. Ce ne parla meglio il collega Lentini. Dopo 4 sconfitte consecutive, l'Acragas guadagna il suo primo punto del girone di ritorno e lo ottiene contro un avversario molto tosto, ben organizzato, che per ben 2 volte
era riuscito a portarsi in vantaggio. Infatti al 24esimo il Locri passa in vantaggio con un tiro a giro di Zucco. Il pari arriva quasi subito, Sinatra lancia lungo in avanti, si avventa sul pallone Tuccio, il quale serve la corrente di Stefano che dalla sinistra entra in area e realizza il gol del pareggio. Nel secondo tempo un nuovo vantaggio del Locri con Simonetta di sinistro che castiga Dregan con un pallone all'incrocio. Sembra tutto compromesso, ma sugli sviluppi di un calcio d'angolo Rechichi si trova solo davanti alla porta ed insacca il meritato pari. Finisce tra gli applausi della curva sud, ma la strada è ancora lunga da percorrere per l'Acregas, che intanto presenta alcuni nuovi calciatori. Si tratta del centrale di centrocampo belga Oliver Rammer, classe 95, proveniente dal Vancouver della Premier League canadese. Poi c'è l'attaccante serbo Ognjen Mundriski, classe 91, proveniente dal Mladost Gat Novosed. La seconda punta uruguaiana, classe 2000, proveniente dal Club Atletico Cerro. E poi c'è Domagoj Pusic, centrocampista croato, classe 91, che si trova già da Agrigento e si allena. Poi una trattativa molto avviata con l'ex portiere del Sassuolo, Gianluca Pegolo, classe 81, che farà da chioccia ai giovani guardiapali e che in caso di necessità indosserà i guantoni per difendere la porta biancazzurra. Infine il difensore Giulio Donati, classe 90, ex Monza, Atalanta, Milan, Parma, Torino, Sampdoria e Bayer Leverkusen. Sono tutti nomi fatti personalmente dal neopresidente Emanuele Canzonieri, il quale spera di metterle a disposizione del tecnico Favarin entro questa settimana. Sì, ripartiamo dal punto preso perché per come si era messa la partita sinceramente ero un po' amareggiato di nuovo per la prestazione dei giocatori che in questo momento danno il massimo. È chiaro che qualche difetto ce l'abbiamo perché non è cambiato assolutamente niente da 1° di dicembre che sono arrivato adesso, tranne 1 o 2 inserimenti. È chiaro che noi quanto prima dobbiamo metterci in condizione di poterle vincere queste partite. Oggi sinceramente è stata una partita che non abbiamo voluto perdere, abbiamo lottato fino alla fine, forse nel primo tempo con un pochino più di fortuna potevamo fare il 2-1 subito dopo fatto il gol dell'1-1, però molto probabilmente questo fa parte del DNA di questo gruppo di giocatori che probabilmente un po' di mala sorte ce l'abbiamo in certi momenti. Però insomma diciamo che la prestazione sui giocatori non posso dire certamente niente, hanno fatto tutto quello che potevano fare, hanno messo in campo tutto l'impegno possibile perché non dimentichiamo insomma, che abbiamo qualche giocatore che è uscito con la febbre da poco tempo, però insomma queste sono tutte scuse, però la squadra direi che in generale si è comportata bene, il risultato sinceramente speravamo di fare qualcosa di più, però adesso abbiamo detto che prendiamoci questo punto e andiamo avanti. Mister, forse però siete entrati in campo un po' tardi, diciamo che fino al 24esimo minuto quando hanno segnato il gol loro poi avete avuto una scossa, però fino ad allora avete rischiato più di una volta di capitolare con qualche errore di Dregan che una volta è uscito male, si è ritrovato con Fanguà alle spalle che fortunatamente ha sbagliato da 2 passi, insomma ci sono stati dei grossi rischi prima del loro gol, siete svegliati. Le difficoltà che sono venute in quel momento lì è perché ci siamo un pochino impauriti, ci siamo preoccupati troppo di loro. Devo dirle che si nota una certa paura. Sì, anche nel fare, nel fare certe cose che in quel momento lì magari un pochino di personalità in più non guasterebbe. È chiaro che dobbiamo cercare di migliorare in quel senso lì, però è giusto quello che stai dicendo, noi abbiamo sofferto, anche perché eravamo, a un certo punto si marcava un giocatore di loro con 5 dei nostri, appunto perché avevamo paura di uscire in tempi di ritardo. Ci mettevano in mezzo perché non dimentichiamo che loro c'hanno 3 o 4 giocatori davanti che sono di qualità, ottima tecnica e ci hanno un pochino impaurito. Poi dopo, chiaro, preso lo schiaffo, ti sei svegliato e abbiamo avuto la possibilità di fare anche il 2-1.
però in effetti i primi quarto d'ora, 20 minuti abbiamo sofferto di brutto, ma anche un po' il secondo tempo, prima del gol, cioè il gol era nell'aria, perché non ce la facevamo più a venire fuori, non attaccavamo più alti, eravamo un pochino in difficoltà nel palleggio, lì purtroppo abbiamo bisogno di qualcos'altro. Credo che allora, i ragazzi oggi hanno dimostrato l'attaccamento alla società, l'attaccamento alla squadra, ai valori che stiamo trasmettendo un po' anche alla città, perché è questo che noi vogliamo che ci sia proprio una coesione tra la squadra, il tifo e la città. Pian piano riusciremo ad arrivare a questo, con i nuovi innesti riporteremo ancora di più di questo entusiasmo che c'è stato oggi. Io, se devo analizzare la partita, credo che un punto ci sia stretto. Abbiamo avuto un paio di occasioni nel primo tempo e non siamo stati in grado, per sfortuna, di metterla dentro, però ribadisco, come ho detto con la partita con la San Biase, che oggi i ragazzi hanno ancora di più dimostrato che hanno voglia di salvarsi. La voglia c'è, sono giovani, sono orgoglioso di loro, sono tanto orgoglioso di loro, e credo che se avessimo avuto Pusic oggi in campo, forse la musica sarebbe stata diversa. Quando lo vedremo in campo? La settimana prossima. Cioè sarà disponibile? Sì. Per qualche altro arrivo? Martedì c'è un altro arrivo, un centravanti, e in settimana arrivano altri due o tre elementi, quelli che avevo promesso arrivano tutti. Sono già pronti per giocare. Già disponibili per la prossima? Per la prossima saranno già disponibili. Sono italiane, sono straniere? Sono italiani. Extracomunitarie? Allora, ci sono 2 italiani e molto probabilmente un extracomunitario. Per me che extracomunitario c'è sempre il problema del visto. Stiamo già adoperandoci per quelle cose lì, per avere i documenti. Però dispiace che oggi non siamo riusciti a regalare ai tifosi una vittoria, ma credo che questo punto sia un punto di partenza per tutti. Hanno dimostrato alle città che ci sono. Quindi io oggi lo considero un punto di partenza, in tutti i sensi. Finisce con un pareggio la partita tra il Castrum Favara e l'Enna, giocata fuori casa. Ce ne parla il collega Moscato. Uno 0-0 che ha molto da recriminare per il Castrum Favara al Gaeta di Enna, una partita importante per la posizione delle due società in classifica. Enna un punto avanti, ma ricordando che Castrum Favara ha ancora una partita in meno da recuperare con il Regina. Sul campo le due squadre si sono un po' equivalse, ma dobbiamo dire che sicuramente dalla metà del secondo tempo il Favara ha giocato meglio, è stata più incisiva, è andata più in avanti, ha preso un palo con Baglione e poi anche con amore all'ultimo ha sprecato un'occasione importantissima. Ma sentiamo a fine gara quali sono i commenti dei protagonisti. Mister, direi di partire dagli ultimi 10 minuti, il palo di Baglione e il gol quasi fatto di Amore, e questo è il tema della gara. No, io parlo di una partita importante, una partita contro un avversario che ci precede, un avversario difficile, sa giocare, ha giocatori importanti, ma noi ci siamo fatti rispettare. Credo che abbiamo avuto una grande tenuta in un campo pesante per noi, un campo in erba naturale. Alla lunga pensavo che qualcosa si mollasse, però questi ragazzi non mollano mai e credo che un risultato importante in un campo difficile. Continuiamo la nostra marcia, dopo la pausa c'è sempre un punto interrogativo sulla prestazione, sulla tenuta anche psicologica, ma i ragazzi sotto questo aspetto danno ampie garanzie. Ringraziamo la società che è venuta con noi a sostenerci, sapeva che era un momento delicato. Ringraziamo i ragazzi della Curva, come sempre ogni domenica ci vengono a sostenere, e tutti i tifosi che sono venuti qui a tifare per questi ragazzi e soprattutto per il Favara Calcio. Una ripartenza nel girone di ritorno sotto buoni auspici, quindi. No, ma io sono contento, hanno lavorato intensamente in questi giorni. Devo ringraziare i ragazzi perché ci sono 3 che hanno giocato con la febbre, 2 sono andati in panchina, però non hanno
non hanno tirato la gamba dietro. Credo che questo è un aspetto per me essenziale, importante, per il gruppo essenziale, perché il ragazzo e i giocatori si sono messi a disposizione del gruppo, anche se sapevamo che qualcuno magari alla lunga poteva perdere qualcosa, però credo che è un risultato importante in un campo difficile. E adesso prepariamo queste 3 partite consecutive che abbiamo la prossima settimana con più consapevolezza, perché ripartire non è facile per nessuno. Certo, è importante in casa la Cireale, il recupero con il Reggina e poi la trasferta del derby. Sì, però come diceva mio padre, che buonanima di mio padre, diceva che la scala si sale gradino dopo gradino, una alla volta, come abbiamo fatto oggi con l'Enna. Ora prepariamo la partita con la Cireale, che è una partita difficile, una squadra che è stata costruita nuovamente ma con giocatori importantissimi, e poi penseremo alla Regina e poi penseremo all'Agregas. In questo momento noi dobbiamo ora riposarci, martedì ripartiamo e prepariamo la partita con la Cireale, che è un altro scontro diretto che vorremmo portare a casa. Diciamo che alla fine stavamo rischiando di vincere la partita, perché nel secondo tempo abbiamo avuto 2 o 3 occasioni importanti. Era anche vero che nel primo tempo anche loro hanno avuto qualche occasione, quindi io direi che il pareggio è giusto. Un pareggio bello, un campionato che riprende, il girone di ritorno si dice sempre che è un'altra cosa. Assolutamente, perché le squadre si sono rinforzate, come noi in effetti, e oggi anche se mancava qualcuno non si è notato, quindi io credo che il campionato si porterà avanti così fino alla fine. Beh sì, si esce con il rammarico, perché comunque è una partita che potevamo portare a casa. Abbiamo avuto un paio di occasioni alla fine, il palo di Sandro e il tiro di Jordan. Abbiamo fatto quello che potevamo, dispiace non aver portato tutta la posta in palio, però è un buon punto, comunque un campo difficile qua a Enna, e comunque la classifica si muove punto dopo punto. Adesso pensiamo già a domenica che c'è un altro scontro diretto. Sandro, trema ancora quel palo? Sì, purtroppo sì, ho preso il palo, però dai, tutto sommato il risultato credo che sia giusto per quello che è stato l'arco di tutta la partita. Primo tempo più di marca ennese, però dopo il 70° c'è stata solo la Castrum in campo. Sì, sappiamo che comunque riprendere non è facile, e penso che dopo i primi 10-15 minuti il campo è un po' pesante, penso che poi il secondo tempo siamo usciti fuori e abbiamo creato più occasioni. Partire comunque il giorno di ritorno portando a casa un prezioso pareggio qua da Enna sembra importante. Assolutamente, manteniamo la striscia positiva, sappiamo che per fare i gol dobbiamo fare di più tutti quanti, quindi io come dico sempre, la migliore medicina è il lavoro. Sappiamo che dobbiamo lavorare, continuare a migliorare, a lavorare sempre di più per cercare quelle che sono le soluzioni migliori tra di noi. E questo è tutto per TV Notizie di oggi. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, mentre il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 con replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.